Oggi abbiamo avuto una doppia sorpresa dalla OP di Trapani e Isole Egadi, perché oltre ad averci portato il pesce fresco dello sgombro bellissimo, abbiamo il piacere di avere Giuseppe Campo dalla meravigliosa isola di Favignana, che ci farà vedere come i pescatori conservano lo sgombro sotto sale. Prego Giuseppe. Buongiorno a tutti, io sono, come mi hanno presentato, Giuseppe Campo. Oggi faremo un metodo di conservazione antica fin dai tempi dei Romani, ed è proprio lo sgombro. Naturalmente un pesce azzurro, un pesce tanto povero quanto buono. Iniziamo il procedimento intanto con lo sfilettare lo sgombro. Naturalmente si possono fare anche le sarde, le acciughe. Noi oggi faremo lo sgombro. Ecco, iniziate a sfilettare lo sgombro, dopodiché si inizia con la salagione. La salagione è un processo di disidratamento. E come si fa? Si prende del sale e si inizia a fare uno strato sotto, dopodiché lo possiamo arricchire con dell'origano. Noi alle Isole Egadi usiamo tanto il timo perché ne abbiamo in abbondanza. Basti pensare che Marettimo, mare e timo, deriva il suo nome proprio dal timo e dal mare. Iniziamo il procedimento. Noi naturalmente, per accelerare i tempi, l'abbiamo già sfilettato prima. Il procedimento è molto semplice: prendere lo sgombro e posizionarlo tutto ben sistemato nel nostro vassoio. Testa e cura. Testa e coda, ovvio. Dopodiché, fatto il primo strato, iniziamo a mettere uno strato di sale. Mi raccomando, il sale abbondante, perché se no si può rovinare il pesce. E mettiamo sempre un altro po' di origano. Dopodiché giriamo il vassoio e facciamo l'altro strato. Come vedete, il pesce non deve essere posizionato così, ma stavolta in senso contrario. Queste sono le uova. Queste facciamo la pasta. E rimettiamo il nostro strato di sale. Un po' di aromi. E continuiamo il procedimento fino ad arrivare quasi al bordo. Non deve arrivare al bordo. Perché? Perché, come abbiamo detto prima, questo è un processo di disidratamento. Quindi alla fine metteremo un coperchio, noi usiamo dei coperchi di legno, con un peso al massimo di 1 chilo sopra. Il pesce si disidrata e si pressa e viene su, diciamo, vengono su tutti i liquidi. Ecco perché non si fa pieno, se no trabocca. La cottura, diciamo, perché poi è una cottura, varia a secondo la temperatura. Quindi se calcoliamo che la facciamo in questo periodo, intorno a maggio-giugno, c'è una bella temperatura e quindi durerà al massimo 2 mesi, dai 50 ai 60 giorni. Se lo facciamo nei periodi invernali, naturalmente dovrà cuocere solo col sale, quindi si allunga il periodo di cottura, ma naturalmente questo lo vedete voi stessi quando lo andrete a prendere una fetta ed assaggiare, e quindi vi accorgerete se è già pronto per essere gustato o meno. Come va gustato questa meraviglia? Va semplicemente presa la fetta quando sarà cotto, va lavata sotto acqua corrente, e dopodiché va spellata naturalmente, tagliata a pezzettini e messa a mollo all'olio d'oliva.
E dopodiché potete fare dei panini, potete fare delle insalate, potete fare delle ricette meravigliose.